La Sardegna celebra il centenario della nascita di Giovanni Lilliu, archeologo di fama internazionale, accademico dei Lincei, uomo politico. Dopo Roli, oggi il secondo appuntamento fra studiosi a Villanova Forum. L'inviato Graziano Pintus. Indimenticato dalla sua terra come dai suoi allievi, dagli amici che in occasione dei 100 anni dalla nascita ricordano Giovanni Lilliu in 2 giornate di studi tra Orroli e Villanova Forru, luoghi dove il padre dell'archeologia nuragica cominciò il suo percorso umano e culturale. Un intellettuale che ha segnato il Novecento, ha divulgato la cultura sarda nel mondo. Giovanni Lilliu ha studiato anche i Fenici? Si deve a Lilliu negli anni 40, alla fine degli anni 40, un articolo molto intenso, molto dettagliato, in cui presentava tutti i materiali fenici allora conosciuti in Sardegna e tentava di affrontare il discorso dei rapporti con le popolazioni indigene. Conosceva naturalmente Monti Brama? Giovanni Lilliu è stato quello che l'ha fatto conoscere anche a noi, e lui lì nel 77 in breve tempo fece anche un piccolo saggio di scavo e soprattutto fece la prima interpretazione del sito e dei rinvenimenti.